Buongiorno cari amici e benvenuti in questo nuovo canale del nome Il Marietto Veneziano. Ho aperto questo canale perché i miei interessi sono per la maggior parte portati verso la radionica, la radiostesia e le sibille. In questo breve video vorrei parlare più che altro delle sibille per il semplice fatto che è una cosa molto interessante e che può essere di aiuto a tutti. Che cosa sono queste sibille? Le sibille non sono altro che delle carte con delle raffigurazioni che sono state più o meno create tra il 1700 e il 1800 con varie mutazioni nel tempo a dipendenza delle mode. Comunque il concetto è che queste carte date in mano a un operatore valido possono essere un libro che racconta la nostra vita. In questo mondo noi perdiamo molto tempo in conoscenze che non, o conquiste o rapporti che non valgono niente e altri invece che lasciamo sfuggire. Quindi molte volte ci siamo chiesti perché fare questo percorso o perché farne un altro. E molte volte avremmo potuto solamente chiedere a un operatore competente un aiuto e magari non l'abbiamo fatto. Quindi in questo canale troverete ad esempio delle sibille interattive dove vi spiegherò alcuni percorsi, cercherò di essere di aiuto, cercherò insomma di dare una mano a chi mi verrà a seguire. Poi avremo anche il lato della radionica con cui userò il pendolino chiaramente più chirurgico e più netto, secco, con un sì o con un no si può sapere, ma non racconta una storia. Quindi le sibille diciamo che raccontano un percorso che può essere lungo o meno lungo. Può capitare che ad esempio una persona cerchi un lavoro, cerchi l'amore, magari ha o è insieme a un rapporto difficile, oppure è insieme anche a una persona sbagliata. Quindi attraverso le sibille si può vedere se migliorare il tiro oppure cambiare strada. Quindi cari amici, più o meno noi lavoreremo in questa direzione. Poi abbiamo anche il discorso dei circuiti radionici che invece servono per poter potenziare le energie eteriche, per poter dare un taglio in modo eterico a delle situazioni particolari, ma questo sempre visto prima con o con il pendolino o con le sibille. Chiaramente le sibille, come vi ho detto prima, sono un libro che parlano della vostra vita e di alcuni momenti della vostra vita. Quindi è chiaro che sono estremamente personali e riservate. Ok cari amici, per oggi ho detto tutto, quindi se volete seguirmi sapete che Marietto Veneziano su questo canale e prossimamente pubblicherò alcuni video e tutorial dove spiego alcune cose o di radionica oppure delle sibille interattive. Se volete pormi delle domande mi potete trovare tranquillamente su Telegram e se volete dei consulti privati potete sempre contattarmi via Telegram. Cari amici, vi saluto e iscrivetevi al canale.